Che dire, Insomnia, che dire? 6 anni di esistenza, dedicati tutti a voi. Buon compleanno all'Insomnia Disco Acropoli d'Italia per questo 6° anno e buon compleanno anche a tutti voi e grazie di essere venuti. Grazie di cuore da tutto lo staff Insomnia. Buon divertimento da Ricky Leroy, Mario Più, Franchino, Luca Pechino, Gioia Conti, Sandro Bibot, Zichi Giullare, Flavio Rago e Luca Masini. Insomnia Disco Acropoli d'Italia 1998, 2 anni soli al 2000. Un passo verso il futuro, uno sguardo dall'alto, ogni sabato fino a giugno alla Disco Acropoli d'Italia. Buon divertimento. Grazie mister Antonio Velasquez, questa notte ti faremo capire cosa vuol dire Insomnia Disco Acropoli d'Italia.
continua verso il paradiso. Oh paradiso.
Luca, Pechino ti portano in Africa. O dove vai, o dove sei o dove vai o dove sei o dove vuoi ti porta fuori di testa, ti fa capire cosa vuol dire la musica. Cosa vuol dire la musica? Cosa vuol dire il suono? Vuol dire andare fuori di testa nella speciale dimensione. Ero suonato, la mia testa girava e ascoltava lo stesso
o suono micidiale, o entra nella testa, mi fai chiudere gli occhi e mi fai ripartire le ruote. Mi fai ripartire le ruote. Questa notte io aspetto soltanto la tua cassa micidiale. O cassa micidiale. Io ti ho sognato, questa notte sogno Ricky Leroy. Ho un sogno, ho speciale illusione musicale. Da tutta quanta l'Italia sono venuto per guardarti negli occhi Leroy. Ti voglio guardare negli occhi Ricky. E tu per ringraziarmi mi devi dare la cassa micidiale. O regalati la cassa micidiale. O regalati la cassa, la tua cassa, il tuo suono o il tuo viaggio Leroy. Voglio Ricky Leroy.
iniziato a sbattarci la testa con la musica infernale dei Ruan. O cosa vuoi dalla tua testa? Auguri a Claudia, 18 anni, happy birthday di Stage Insomnia. Ricky Leroy, da questo momento iniziamo a fare sul serio Insomnia. Ricky Leroy, Luca Pechino uguale Paradiso.
dimenticare ogni problema, insomnia. Unica cura, forse sono malato dello speciale virus micidiale. O forse quando ti guardo non capisco più un cazzo e ti voglio amare le ruote. Forse quando ti guardo non riesco più a capire un cazzo, Ricky Leroy. La mia testa inizia a girare, il mio corpo si muove e mi sento in paradiso, insomma. Io mi sento in paradiso, insomnia. La tua musica, la tua testa mi fanno sentire un Dio.
stage. Viaggiare verso un nuovo mondo, un mondo in cui esiste solo la musica, un mondo, un pianeta chiamato Ricky Leroy, o come si chiama quel cazzo di pianeta. Io ti chiamo, io ti invoco, pianeta Ricky Leroy. O portami a vivere in quel pianeta, Ricky. Io lo voglio scoprire, voglio andare dritto nello spazio e voglio scoprire il pianeta Leroy. O cosa vuol dire pianeta Leroy? O cosa vuol dire pianeta Leroy? Cosa vuole dire? Vuol dire musica o vuol dire delirio dei sensi? È un pianeta di nome Mr. Ricky Leroy. O Ricky, o speciale pianeta Leroy. Io aspetto la cassa, aspetto la tua cassa e vado dritto nel pianeta. Dritto nel pianeta. Oh pianeta Ricky Leroy. Ricky Leroy. Ricky Leroy. Ricky Leroy. Pianeta Leroy.
in questo momento, dimmi cosa vuol dire pianeta Afterau. Un pianeta Afterau. Un pianeta Afterau. Un pianeta Afterau. Dimmi cosa vuol dire il pianeta Afterau. Io forse lo so, io ti guardo negli occhi e capisco cosa vuol dire. Cosa vuoi dal nostro cuore, Ricky? Forse quando bussi con la tua cassa, forse bussi nella testa, forse io ti rispondo e ti voglio sentire urlare le ruote, le ruote, oh Ricky, messi alle ruote, oh bussa nella testa, oh bussa nel cuore, oh portami fuori. Io voglio chiudere gli occhi ed ascoltare la musica. Io voglio chiudere gli occhi ed ascoltare il suono. Voglio chiudere gli occhi, voglio aprire le ali e iniziare a volare. Voglio volare. Voglio volare, voglio volare. Ai fly, voglio volare nel cielo musicale.
Acropoli d'Italia voglio spengere tutte quante le candeline. Voglio spengere tutte quante le candeline. Quella torta, mangi quella torta, inizi a viaggiare con la